Qui a Porto Torres c'è anche Giuseppe Perazzona, pronto per entrare in questa esibizione nei piazzali della stazione per il terzo Tour Sport Show. Giuseppe. Sì, è bellissimo, una bella manifestazione che hanno organizzato questi ragazzi amici di Porto Torres. Siamo venuti appunto perché ci hanno invitato e con molto piacere siamo venuti perché è una bella manifestazione anche a livello motoristico, giusto perché ricordare che in Sardegna a livello lo motorsport non deve morire, lo dobbiamo tenere in piedi proprio noi che diciamo andiamo su questi mezzi. Lo spirito di oggi di questi ragazzi del Motor Show è far conoscere lo sport dei kart anche a Porto Torres. Sì, è far conoscere appunto la nostra disciplina, è una abbastanza costosa a livello economico, però facciamo conoscere diciamo come funziona il kart, come tutte le sue funzionalità, le varie categorie e tutto quanto. Io vengo tramite il nostro team che è il Sedilo Motorsport. Appunto voglio ringraziare anche a loro perché è un grosso sostenimento e tutto quanto, dai, e anche per l'assistenza che mi danno. Anche Marco Pivello qui a Porto Torres. Marco, una bella esibizione oggi. Bellissima, divertiti tanto, tante carte, tanta gente. Marco, tu non fai i campionati ufficiali, vero? No, carte solo per passione. Quindi la manifestazione di oggi è bastata per divertirti anche, assieme a tanti ragazzi? Sì, un modo come un altro motoristico per passare una domenica. Con Giovanni Nonna qui a Porto Torres in questa manifestazione del terzo Tour Sport Show. Giovanni? È stata una bella manifestazione, abbastanza divertente, un bel percorso. Niente, svolto in sicurezza, un pubblico caloroso. Diciamo ci siamo divertiti abbastanza, un'affluenza di kart cioè anche abbastanza numerosi. Niente, dai. Adesso vediamo un pochettino, abbiamo un'altra mancia adesso, vediamo di divertirci. Ricordiamo che non abbiamo avuto né vinti né vincitori oggi, è stata una semplice esibizione per la città di Porto Torres. Adesso dai, facciamo quest'altra mancia, vediamo di divertirci così, dai, di passare una bella serata in compagnia di tanti amici del motorsport. Qui a Porto Torres anche Gioele Pilas, il più piccolo partecipante per l'esibizione, solamente 3 anni. Gioele, ti sei divertito oggi? Io faccio le curve! Da quanto tempo vai con i kart? Ne faccio tanti giri! Quant'è che corre in kart? Vieni a fianco. C'è anche il papà, vieni a fianco. Ok. Da quanto corre in kart? Circa un anno. E dove lo porti ad allenarsi? Da tutte le parti, Alghero, Siri. Questa passione immagino che gliel'hai inculcata tu, perché tu già correvi nel campionato FICR. Sì, anche io ho fatto un campionato regionale. A Porto Torres per il terzo Tour Sport Show con Torre Basoli, buonasera. Abbiamo fatto una bella manifestazione, ci siamo divertiti tutti assieme, è stata una cosa bellissima con un pubblico eccezionale. Niente, auguro che sempre così verranno fatte manifestazioni e divertimento ovunque, Sassari, Porto Torres, che ringrazio comunque sempre perché ogni anno l'hanno fatta una cosa meravigliosa. Niente, non aggiungo altro perché mi sono divertito io, mio figlio e tutti gli altri, grazie a tutto, e spero sempre nel futuro cose più belle. Voi siete di Ardara, giusto? No, io Sassari. Sassari. E a Sassari è possibile fare qualche manifestazione? A livello promozionale sempre? Niente, purtroppo è tutto un contesto lungo da poter chiaramente proporre a chi chiaramente ha il piacere di farlo, perché calcio ok, basket ok, però un po' spazio a tutti chiaramente. Abbiamo un piazzale Segni che è meraviglioso, si può organizzare sempre di tutto con un po' di collaborazione, nonché gli amministratori, noi daremo una mano comunque per tutto, ecco. Quindi pensateci voi e noi saremo con voi. Buonasera,
Sono Mario Dettori, chiamo da Ardara. Vorrei fare un ringraziamento speciale a tutte le persone qua presenti. Corro con un 100 aria. Niente. Ringraziamo il terzo Turris Turritano Porto Torres per tutta la sua disponibilità e niente. Il team Bum Bum Corse Ardara che vedete qua dietro e ringrazio a tutte le persone e niente. Stessa domanda che ho fatto per Basolo, ma ad Ardara è possibile organizzare qualcosa a livello promozionale per far conoscere lo sport di kart nella zona? La manifestazione il 30 agosto abbiamo fatto una manifestazione con 35 kart presenti e è uscita bene. Speriamo altri anni migliori e niente, un ringraziamento a tutti quanti. Buonasera a tutti.